Buonasera, mi rivolgo ai consiglieri comunali e a tutti i cittadini che ci stanno seguendo grazie alle riprese di Tenda TV. È assolutamente importante informarvi che il Comune di Vittorio Veneto è dotato di un sistema di allerta telefonica in grado di diramare gli avvisi per le emergenze di protezione civile. Probabilmente qualcuno di voi ha già ricevuto una di queste telefonate sul telefono fisso di casa. Tuttavia i soli numeri telefonici fissi non sono sufficienti per un'informazione adeguata in caso di calamità. Per cui, affinché possiate essere raggiunti in caso di emergenza, vi invito ad installare sul vostro smartphone l'applicazione Alert System e a selezionare il Comune di Vittorio Veneto. Esiste anche un volantino che spiega perfettamente come si fa l'operazione, che in sé è molto semplice. Oltre a questo vi invito caldamente a completare l'iscrizione cliccando sull'apposita barra e inserendo nuovamente tutti i dati richiesti, in particolare il vostro indirizzo, che sarà collegato all'utenza telefonica che registrerete. Con queste informazioni gli avvisi emessi potranno essere specifici e limitati alle sole aree comunali interessate dalle criticità che l'amministrazione dovrà affrontare. Ad esempio, un'interruzione della fornitura di acqua potabile per un guasto potrebbe raggiungere esclusivamente gli abitanti della zona interessata. La stessa cosa per un'interruzione del traffico o per altre specifiche problematiche. Chiedo quindi la vostra collaborazione per riuscire a fornirvi un'informazione tempestiva, mirata e nello stesso tempo discreta e rispettosa della vostra privacy. Infatti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per informarvi delle emergenze previste o in corso. Le informazioni che vi chiedo e che solo ognuno di voi può fornire sono così importanti che vi chiedo cortesemente di rendervi portavoce di questa iniziativa con i vostri conoscenti, a vantaggio dell'intera collettività. Nel caso in cui abbiate dei dubbi o abbiate bisogno di ulteriori informazioni, contattate tranquillamente il comando di polizia locale che potrà rispondere alle vostre richieste. Grazie della collaborazione e vi ringrazio.